domenica 24 marzo l'ippodromo di Bologna ha ospitato la fase conclusiva del campionato italiano Gentleman e Amazzoni. La kermesse ha visto protagonisti 11 amatori delle redini lunghe che sono scesi in pista in rappresentanza dei loro club di appartenenza. La prima prova riservata ai Gentleman è stata vinta dal piemontese Enrico Colombino alle redini di Bluebell Call, mentre la seconda decisiva prova ha visto il successo di Matteo Zaccherini Castore Lux. Il driver bolognese ha poi conquistato l'ambito titolo. Sentiamo le sue parole. Sono arrivato all'ultima prova nelle condizioni migliori, che era quella che ero artefice del mio destino, cioè se avessi vinto con Castore Lux avrei vinto la manifestazione. Avevo chance, c'era bisogno di un po' di schema, il cavallo si è prestato a partire più forte di quello che pensavo e mi ha permesso di sgrossarmi molto dal gruppo. A quel punto l'ho messo su un passo, che è lo schema prediletto del cavallo, ha reso la grande, abbiamo vinto. È chiaro che vincere a casa è il doppio del piacere, forse anzi il triplo. Dicevo prima con Michele che vincere il campionato italiano per un emiliano è difficilissimo, perché già passare la qualificazione regionale con gli avversari che abbiamo in casa è difficilissimo, e già quella è il Triboli, poi in più devi vincere la finale. Comunque dai, insomma, dopo 13 anni di carriera ce l'ho fatta, era un titolo che mi mancava e sinceramente era il titolo al quale ambivo con più passione, francamente. Era una cosa che ci tenevo a farla, avevo l'occasione di vincerla in casa, è stato meraviglioso, dai, diciamo che è uno dei giorni più belli della mia carriera. Tra l'altro adesso rappresenterai l'Italia nelle competizioni internazionali. Esatto, andrò a luglio in Belgio a rappresentare l'Italia, è la seconda volta che ci vado. La prima volta andai a rappresentare l'Italia sempre in un campionato europeo, perché il vincitore allora del campionato italiano non ci andò, quindi ci andai io come vincitore della classifica nazionale. Quest'anno ci vado da titolare, quindi insomma ancora più soddisfazione. Le due prove bolognesi hanno seguito le prime due sfide andate in scena sabato 23 marzo all'ippodromo di Padova. Sentiamo il commento del presidente del club Gentleman Veneto Stefano D'Elena e di Michele Canali, presidente del club Gentleman Emilia Romagna. È stata una festa innanzitutto, due belle corse equilibrate, combattute e corrette. Poi avevamo i pony con i bambini che sono andati in pista e poi i bambini sono venuti a festeggiare i Gentleman al rinfresco che abbiamo fatto a fine giornata, quindi è stata veramente una bellissima giornata. Anche una bella collaborazione tra i due club. Sì, questa è storica, il club Veneto e il club Emilia da sempre collaborano, invitiamo gli americani, vi ricordate, ogni 2 anni, e questa volta abbiamo collaborato per fare riuscire la finale del campionato italiano. Abbiamo visto delle belle corse con professionisti di primissima lama e poi abbiamo avuto le 2 batterie finali che sono state molto combattute e ha vinto Matteo Zaccherini, che è Emilia Romagna, quindi fa parte del club dove io sono presidente, e comunque adesso così a memoria mi viene in mente che sia io che Matteo che Filippo Monti abbiamo vinto il campionato italiano, quindi insomma che l'Emilia sia la culla del trotto credo che sia vero, così come è vero che Bologna risponde sempre a questo appuntamento a cui abbiamo dato risalto. Ci sono tantissime famiglie, tantissimi bambini che sono sui pony, giocano con i giochi di società, e questo è per noi un motivo di grande soddisfazione, perché all'ippodromo deve cominciare a venire gente che apprezza il cavallo, ma apprezza anche cose che si fanno in tanti altri posti e che qui magari sono fatte solo raramente, quindi anche per stavolta, come dice Luca Carboni, Bologna è una regola. Durante il pomeriggio si è svolto anche un gemellaggio sportivo tra ippica e ciclismo con la presentazione dei libri 1953-2023, il mondiale a 70 anni, Fausto Coppi campione del mondo, e ciclocross tricolore, la storia dei campionati italiani, volare sul fango. Il ricavato della vendita dei libri andrà alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Per la giornata dedicata principalmente alla finale del campionato italiano Gentleman Amazzoni è tutto, l'ippodromo di Bologna vi aspetta per i prossimi appuntamenti.